Stasera porgo il benvenuto al pubblico e introduco questo evento di oggi molto attese che si è venezianizzato. Ne parlerà oggi con altri due ospiti illustri, quindi abbiamo Alberto Tosofei, anche egli è impegnato come giornalista e scrittore, tra cui anche il fatto che non c'è solo Venezia, questa cultura, come anche, mi piace pensare, Demi, cioè tante comunità sparse nell'area, guardare quella che è una realtà multiforme in cui hanno dato vita a questa grande città e questa grande civiltà. Grazie. Intanto il ringraziamento è dovuto, quindi sarebbe benissimo andare a passeggiare. Abbiamo preparato un brevissimo filmato. Buonifatti di tutti oggigiorno è un luogo bellissimo dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista naturalistico, tutto dal punto di vista antico, tengo a precisarlo, comunque arriva da un lavoro non di uno, non di due, non di tre, un periodo di ricerca che ha oggi, che è la particolarità della ricerca di Piero, è che ci sono storie, ne include varie, distribuite nel tempo. Da quello che poi quindi noi troviamo è tutta una serie di miriade di storie di persone che diciamo degli eventi più importanti, delle tracce che comunque è di un'importanza enorme, perché il documentare anche ognuno di noi, la vita di ognuno di noi è importante, la persona, delle cose eccezionali. Tutta una serie di storie, di aneddoti provenienti dalla sua ricerca. Potremmo fare un altro libro, nel senso che ci sono 500 pagine di altro aspetto molto importante, perché si può raccontare di tutto, ma farlo in maniera di cui, se vogliamo, possiamo prendere tempi lunghi, e che non è una materia inerte come scopi, che al contrario è attiva a trattare oggi, cioè una storia viva. Carpentieri, ci sono storie di agricoltura, qui ci sono legami con la laguna, con l'accordo, con quello che è l'aspetto anche sulle proprietà ecclesiastiche. Bene, grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, proprio sfruttando la presenza, ecco, per chi non è ancora stato, si tratta delle proprietà religiosi che erano proprietari di vigne di San Giovanni Battista di Murano. Questi monasteri ci fanno capire che Elio Piccolo era la stragrande maggioranza delle religiose economiche e di mettere a rete poi dai veneziani per affidare, che riguarda era la cosiddetta Valle Leona e Sant'Antonio di Ciorcello, che è una deposizione in prima Perdomo di Conti. In realtà i Di Conti o con 500 avevano preso in affitto dalle monache di Fittavoli, quindi ecco la citazione. Vedete, fedelissimo di quello, ritrovandomi assessori hanno bonificata che era terreno sabbioso, quindi qui non verbale con il mano per la zecca, e quindi accusa il Di Conti di trasgredire e godere ogni animo quieto ed venire alle dicendomi becco fottu et castronasso Mariolo truffata rivolta proprio al podestà di Torcello, e dice così: e fin nelle proprie case. A vedere un disegno che si riferisce a degli angeli di Murano. È un appunto di questo monastero si sono conservati di salto per la realizzazione dei lavori con questo materiale, essere questo edificio rurale capitolato, che ci fa riflettere su una cosa, che ventenza, perché se io affitto un terreno dove c'è un immobile di certa cifra, e tra l'altro proprio loro di individuare quelli che erano i proti,
un piccolo filmato in 3D che possiamo fare vedere, che è appunto la ricostruzione di questa fienile con la forca, appunto ovviamente una cantina, c'era il caminetto e sopra poi c'erano lo spazio per le camere, quindi nell'elenco in questo capitolato c'era proprio tutto, c'era il numero purtroppo appunto non è poi stato realizzato in questi 5 i temi specifici che vengono affrontati in questo, l'agricoltura, gli spostamenti in laguna, le valli da pesca. Tendeva a dire che per un certo periodo, soprattutto che siamo arrivati alla conclusione che quella dell'esistenza di un nucleo di residenti a Leopiccolo, quindi il 1027, che anche di agricoltori soprattutto. La popolazione non poteva essere una grande popolazione, la superficie del luogo, fosse anche un certo turnover nelle famiglie, che qualche decina di persone, come esattamente troviamo nel 1700 lì a Leopiccolo. Individui compresi i salariati e i furlani, che sono relativo alla memoria. Io sono molto grato tanto a Piero, chiaramente a tutti noi, di riconoscere dalla nostra persona, dalla nostra famiglia. Credo che ognuno di noi sia portatore di memoria mai conosciuto e così via, però portiamo dentro di noi questa memoria. In qualsiasi luogo noi frequentiamo, un sestiere. Ogni sestiere è diverso, che è frutto di questo intreccio perenne, no, ed eterno ecco, partendo da questo concetto io sono grato. La raccoglie con grande pazienza, e quali sono fra i pochi momenti in cui queste persone, che tant'ecco delle loro vite, no? Un attimo fa abbiamo, no? Attraverso i documenti, curiosamente non sempre, no? Si spostano come fa l'umanità, fortuna se ne vanno, quindi noi ma qua e là la loro voce ci rimane impigliata. Chiudo questo cappello ricordando che secondo la tradizione il nostro primo doge era di Eracletazione, che fin dal principio prende vita in laguna, ma che Venezia sia Venezia nasce come confederazione di comunità. Che di cui parliamo è un periodo in cui Venezia è già la Serenissima, indubbiamente. Senza Venezia non c'è la laguna, è 714, e c'è poi le vite degli uomini e delle donne, in realtà o l'auto è parcheggiata male, in questo caso di parcheggi che chiaramente probabilmente non vanno troppo d'accordo tra loro, così dicendo, e quando appunto, e questo dice no, ora piuttosto che ne pianto un altro, ecco. Questo tira fuori, ne nasce chiaramente una disputa, e così abbiamo l'aggancio per il capitolo successivo in mezzo a una cavana. Adesso siamo riusciti perfino a sorridere, nomi, vite, eventi, avvenimenti. Con grande affetto presente Alberto Tosofei, perché la storia, lui, nel senso che facciamo lo scoop, sai, tipo ste leggende qua su eso che tutti te avrà detto, lasciando il corso del tempo, ha bisogno del tempo per incontrati virtualmente per metterci un po' d'accordo sulla giornata, cura che un Sansovino, piuttosto che una grandissima fucina di marketing, se c'è qualcuno che ha inventato di quello che noi riceviamo, letture splendide. E in cui Alberto, su ogni singola ricerca che fa, tutte queste cose che vengono fuori, che noi abbiamo oggi la possibilità, sono come Piero e come Alberto, che una cosa è detta in una maniera diversa da un'altra parte, quindi diciamo che c'è la famosa, c'è il motivo per cui è insieme a noi oggi, ci racconta insieme delle cose oggi in questa giornata. Allora, e altri aneddoti collegati, perché di attività che sono documentate. E c'era un certo numero di furlani che venivano chiamati per i lavori e venivano trattati allo stesso modo. 46. Faccio giuramento io sotto delle vigne che tengono in affitto da padroni, le quali sono ed al uso